Denuncia fatta. Mi spiace di essere arrivata a questo, però le 24 ore, io la buona volontà ce l'ho messa, non ha portato un risultato positivo. L'ultimatum via social è scaduto e dopo 24 ore nessuno si è presentato a riconsegnare la merce rubata. Eleonora Faccin, titolare di un negozio di abbigliamento per bambini ad Abano Terme, ha deciso di denunciare la donna che qualche giorno fa aveva rubato un vestito nel suo negozio. Davanti agli occhi della bambina. È stata, vedendo le telecamere, subito dopo, insomma, praticamente la signora ha sfilato il vestito dall'appendino, si è nascosta qua dove c'eravamo noi. Prima c'era una struttura che ho pensato benissimo di eliminare immediatamente per non dare più modo a nessun altro di farlo. Si è nascosta, ha staccato il cartellino, l'ha buttato a terra e si è infilata il vestito dentro la borsa. In quel frangente che lei stava infilando, in negozio con me c'era mio figlio di 14 anni che stava uscendo dal magazzino. Ovviamente è venuto per farmi compagnia e quindi non ha l'occhio di stare lì a guardare il cliente. Lui si è sentito mortificato. Prima della denuncia aveva però fatto un appello attraverso i social perché l'episodio l'aveva turbata. La cosa che mi ha dato più, che mi ha toccato di più, è stato il gesto che questa madre ha fatto davanti alla bambina di 8-9 anni, con la bambina che stava vedendo ciò che lei stava facendo. Quindi io dico, cosa si insegnano a questi ragazzi? Cioè che nuove generazioni vengono su. La donna, ripresa dalle telecamere sotto gli occhi della figlia, ha staccato il cartellino e ha infilato in borsa il vestito che costava 40 euro scontato. Quando la commerciante si è accorta, ha deciso di fare un appello via social per sensibilizzare la donna a riconsegnare il capo rubato. Dopo 24 ore sarebbe scattata la denuncia. La riconsegna non c'è stata e così la titolare del negozio si è rivolta ai carabinieri. Avrei voluto evitare di fare la denuncia perché comunque è tutto un iter che anche come mamma, anche se la signora ha fatto un atto che non doveva fare, io la mia buona volontà l'ho messa. Ho detto magari si è pentita, ti do la possibilità di riportarmelo. Ovviamente la denuncia servirà a quello che servirà, perché ovvio non l'ho fatta con l'intenzione di riavere l'importo che mi è stato sottratto dal cassetto con la perdita e non la vendita di quel vestito, ma più perché se la signora dovesse ripetere questo atto, almeno i carabinieri possono, insomma, la signora è segnalata.